Allora, sono il maestro Francesco Anastasi, il direttore artistico del Trofeo Arte Luigi Pirandello. È la quarta edizione quest'anno, dove verranno presentate molte opere di tanti artisti provenienti da varie parti d'Italia, che chiaramente metteranno con le loro opere l'emozione di aver visualizzato quella che è il criterio dell'arte moderna contemporanea. La mostra durerà da domani pomeriggio fino al giorno 27 febbraio e di conseguenza è visitabile e gratuita, per cui di conseguenza possono fruire tutti coloro che vogliono ammirare queste determinate opere. Ecco, diciamo, quanto è importante anche esporre alla città le opere degli artisti, così anche per conoscere, per valorizzarli. Ma è importante perché Agrigento ormai è diventata nel 2025 città della cultura, per cui la cultura va sempre a migliorarsi, va sempre a progredire e che chiaramente possa dare l'incentivo maggiore, perché arte è ammirazione, sensazione, emozioni, questa è la cosa più importante. Fino a quando è la mostra? Fino a quando sarà aperta? La mostra è fino al giorno 27 febbraio ed è visitabile a tutti coloro che possono volere venire a vederla.